Questo è l'ex municipio di Revine Lago, costruito verso la fine degli anni 50, inaugurato nel 1961. Ci sono storie che dicono che allora fosse stato misurato la distanza precisa dal municipio di Lago e dal municipio di Revine, e a metà strada fosse stato costruito questo. Io non l'ho mai verificato, comunque non stento a crederci, perché erano anni in cui i campanilismi erano ancora forti e quindi può essere che sia andata veramente così. L'ufficio tecnico ci mise subito a conoscenza che questo stabile era inagibile già da parecchi anni, che non c'erano più i requisiti, gli impianti a norma, e quindi noi abbiamo preso una decisione molto di petto e abbiamo traslocato in uno stabile che avevamo a Lago, che era appena stato adeguato, messo a norma. Quindi sì, un po' in ristretto, però siamo riusciti ad arrivare fino ad oggi. I cittadini come hanno preso questa vostra decisione? Ma tutto sommato bene, io pensavo peggio, tutto sommato bene. La questione magari è un po' più che effettivamente lo stabile dove ci troviamo adesso è un po' piccolo. Abbiamo dovuto dopo un anno dislocare l'ufficio anagrafe a Revine perché eravamo un po' in stretto, quindi un po' di disagio questo l'ha sicuramente portato, non magari ai cittadini, ma al modo di lavorare interno. Bisognerà pensare a qualcosa, noi non ci abbiamo pensato perché avevamo già altro a cui pensare, cioè abbiamo preferito dare la priorità all'adeguamento delle scuole elementari, che era un intervento di pari costo di quello che sarebbe mettere mano a questo stabile. Noi ormai siamo a fine mandato, adesso vedremo il prossimo anno chi si presenterà, chi uscirà vincitore dalle urne, e al fortunato l'onere e l'onore di decidere il futuro di questo stabile.